Benvenuti, oggi è martedì 6 maggio 2025. Il sole sorge alle 6.01 e tramonta alle 19.53. La luna si leva alle 14.14 e cala alle 3.04. Oggi si celebra San Domenico Savio. Il nome Domenico deriva dal latino e significa destinato a Dio. Il 6 maggio di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale del Colore, durante la quale i bambini e gli adolescenti di tutto il mondo sono chiamati a dare sfogo alla loro fantasia e usare matite, pennarelli, tempere e pastelli per riempire di tante tonalità diverse i propri disegni preferiti. L'iniziativa è stata ideata nel 2008 dall'azienda tedesca Stedler con l'obiettivo di incentivare la curiosità nei più giovani e sensibilizzarli nei confronti di tematiche importanti. George Clooney celebra oggi i suoi 64 anni. Notato per la prima volta nella serie TV ER, Medici in prima linea, Clooney ha poi conquistato Hollywood con film come Batman e Robin e Out of Sight. Il suo grande successo, Ocean's 11, ha segnato l'inizio di una trilogia di successo. Ha esordito alla regia con Confessioni di una mente pericolosa e ha ricevuto vari riconoscimenti, incluso un Oscar come miglior attore non protagonista per Siriana e un Oscar per la produzione di Argo. Andrea Scanzi compie 51 anni. Ha iniziato la sua carriera giornalistica vincendo il premio come miglior giornalista under 30 nel 2003. Ha scritto per diversi editori, tra cui Mondadori, e ha lavorato per La Stampa, prima di unirsi a Il Fatto Quotidiano. È anche autore teatrale e un suo spettacolo è dedicato a Giorgio Gaber. Dries Mertens festeggia 38 anni. Ha iniziato la sua carriera in Belgio prima di trasferirsi nei Paesi Bassi, dove si è distinto. Più noto per il suo periodo al Napoli, dove ha stabilito il record di gol della squadra. Ha vinto 2 Coppe Italia e una Supercoppa italiana con il Napoli. All'inaugurazione erano presenti la regina Elisabetta II e il presidente della Repubblica francese François Mitterrand. Furono loro il 6 maggio del 1994 a fare il primo viaggio ufficiale nel tunnel sottomarino della Manica che collega la Francia alla Gran Bretagna. La galleria ferroviaria è lunga più di 50 km e viene utilizzata in media ogni anno da oltre 10 milioni di passeggeri, 2 milioni di auto e 1 milione di camion. È ormai noto a tutti quanto l'intelligenza artificiale stia compiendo passi da gigante. Le innovazioni ad essa associate sono infatti in grado di ridurre sempre di più delle distanze non sempre facili da colmare, come quella della lingua dei segni, mezzo di comunicazione di estrema importanza, ma non conosciuto dalla maggior parte della popolazione. Per ovviare a questo problema, un team di ricerca della Cornell University ha sviluppato Spellring, un anello dotato di intelligenza artificiale capace di tracciare in tempo reale le dita mentre compongono lettere dell'alfabeto manuale. Questo innovativo dispositivo potrebbe rivoluzionare la comunicazione per le persone con problemi uditivi e di mutismo, riuscendo a tradurre in parole i semplici gesti della mano. Al suo interno ospita un microfono e un altoparlante in grado di emettere e ricevere onde sonore con un tasso di accuratezza dall'82 al 92%. Buongiorno i 12, oggi la luna arriva in Vergine e tenterà di mettere ordine nello zodiaco, vediamo se ci riuscirà. Ariete, un ordine che sicuramente non volete, non contemplate voi Ariete, proprio perché darvi alle passioni per adesso è il must della vostra vita, anche perdervi un po' in un viaggio, in qualcosa che ha a che fare di lontano. Toro, la giornata di oggi è una giornata che vede una luna molto favorevole, un appoggio di trigono dopo le tensioni col sole di ieri. Oggi tutto sembra aggiustarsi ed avere comunque una nota affettiva ed amorevole in più.
Gemelli, la vostra giornata oggi prevede la luna in quadratura, un po' di tensione nervosa, soprattutto in famiglia, dove dovrete prestare attenzione ai piccoli e ordinare qualcosa in termini organizzativi per il weekend. Cancro, una giornata oggi che vede una luna molto comunicativa, una luna che tenterà di mettere i puntini sulle i e di parlare con fratelli o familiari o pari grado al lavoro che dovranno essere eruditi un po' sulle vostre intenzioni e sulle vostre considerazioni. Esternate con garbo tutto ciò che sentite. Leone, una giornata oggi che vede ancora la solita opposizione di Marte a Plutone, non accenna ancora a farsi più debole, eppure la stanchezza del Sole rincara la dose. La Luna non è bastata a darvi tutta l'energia che vi serviva e oggi avete bisogno di mettere le cose in prospettiva. La Luna in Vergine vi aiuterà sicuramente. Vergine, la giornata di oggi vi vede protagonisti con una luna che tenterà di rendere tutto un po' più lineare. Le problematiche al lavoro si fanno un pochino più distese e si tenta di trovare dei compromessi, mentre in amore il vostro sentimento si fa più morbido e anche più disposto a comprendere meglio quello dell'altro partner. Bilancia, una luna oggi un po' curiosa, una luna che mi mette in testa una serie di sensazioni, di considerazioni, come se aspettaste la risposta o l'esito di qualcosa. Mercurio in opposizione non vi aiuterà a essere troppo comunicativi, cercate di smistare le vostre curiosità affidandole anche a delle persone amiche fidate con cui potervi confidare. Scorpione, una giornata oggi che vede una luna agire in una maniera molto ordinata e di squadra. Potete contare su collaboratori ed avere a che fare anche con dei referenti affettivi che sostengono e perorano la vostra causa. Oggi avete bisogno di rassicurazione e la luna in Vergine ve le darà. Sagittario, una luna oggi di quadratura per voi, una luna che pone delle difficoltà oggettive, proprio perché il lavoro non lascia spazio ai vostri progetti personali. Dovrete cercare di trovare un po' il punto di equilibrio tra il tempo che vi serve per stare bene e quello che viene obliterato in nome del lavoro e dei doveri. Capricorno, luna di Trigono oggi fantastica che vi permette di fare un ottimo lavoro, di sentirvi bene e anche di abbracciare un po' delle nuove filosofie di vita e delle nuove prospettive. Una crescita spirituale sembra essere il leitmotiv della giornata. Acquario, la vostra giornata oggi porta la buona notizia che la luna non è più in opposizione, è una luna che diventa più tecnica, meno emozionale, come piace a voi. L'opposizione con Marte ancora fa rimanere quella tensione di fondo che Venere tenta in tutti i modi di sistemare proprio dalla sua posizione amica in Ariete, ricordandovi che l'amore è una cosa bella. Pesci, la vostra giornata oggi prevede l'opposizione della Luna, un po' di alti e bassi umorali e soprattutto la valutazione di qualcuno che non vi convince più di tanto. Parlatene con colleghi o con il partner. In molti la considerano la prima vera gara automobilistica della storia. È sicuramente una delle più famose, destinata fin dalla prima edizione a essere annoverata tra le grandi classiche dello sport dei motori. La mattina del 6 maggio 1906, dalle 6 in punto, sul circuito delle Madonie, non lontano da Palermo, partiva la prima edizione della Targa Florio. Il sogno del suo ideatore, il nobile Vincenzo Florio, diventava finalmente realtà. Ma l'avete mai conosciuta una persona a cui non sta mai bene niente? Se tutti vogliono andare al mare, lui propone di andare in montagna. Se volete andare a ballare, lui spinge per starvene sul divano. Se gli altri esprimono un'opinione, lui deve dire l'esatto opposto, per il gusto di contraddire tutti. Ecco, questa persona è un bastian contrario, uno che non si accontenta mai ed è sempre in direzione contraria rispetto a tutti gli altri. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto.
George Orson Welles, un gigante dell'arte novecentesca, ha lasciato un segno indelebile nel teatro, nella radio e nel cinema. Cresciuto in una famiglia ricca e non convenzionale, fu spinto verso l'arte fin da giovane. Orfano in età precoce, la perdita dei genitori lasciò un segno, spingendolo verso un'esistenza caratterizzata da eccessi. La sua opera più famosa? La trasmissione radiofonica La guerra dei mondi, una radiocronaca così realistica dell'invasione marziana che seminò il panico negli Stati Uniti, costringendo gli stessi responsabili della radio a interrompere la messa in onda. Ci salutiamo con la frase del giorno. Non siamo mai così indifesi verso la sofferenza come nel momento in cui amiamo. Grazie per averci seguiti anche oggi, continuate a farci sapere cosa vi interessa di più attraverso i nostri canali social. Ci vediamo domani, io vi aspetto ancora qui e buona giornata dalla vostra Martina.